minuti che inizierà il primo dei 3 giri grandi e avremo modo di vedere come si svilupperà questa gara. Ci sarà una gara tattica, ci sarà una gara dove le atlete si studieranno, così come è successo con l'allenamento ci sarà una grande protagonista su tutto che cercherà sin dalle prime battute di imparare. Dal calcio di partenza adesso diamo qualche numero in più perché ci sono un po' allungate le file degli atleti e allenatori davanti a tutti per la categoria di minore sappiamo molto meglio Zito Idea pochi centimetri Alessandra Nate del Vipiteni e dalla terza posizione Francesca Olmi della Pesca Brescia, invece Heidi Nes deve avere in quarta posizione. Categorie che sono scappate, quindi rendiamo conto al prossimo passaggio sulla traguardia. Queste sono le prime 4 categorie che si sono distanziate rispetto al tutto il resto del gruppo. Vediamo che le prime 3 in particolare. Dunque la selezione si sta già facendo, guidano la gara le atlete della categoria juniores come ha detto Ugo Lucci, in particolare ora con due atlete transiteranno sopra il traguardo, mancheranno ancora 2 giri grandi alla conclusione. Intanto possiamo dirvi che in testa alla gara d'allieve c'è il numero 195 Caroline Magnani della Pesca Calciasutti Coradino Censo di Reggio Emilia, quindi è la prima allieva che è presentata sulla salita più importante del percorso. Ma ormai gli junior sono già alla conclusione del primo giro. Infatti ecco qua si stanno avvicinando, non ci sarà la compagnia a correre in compagnia, cerca di allungare in questa fase della gara, mentre stanno transitando qui in zona di Vallona, vediamo di sostenere le atlete, l'applauso del pubblico di Gino Marina. Sta correndo con una buona agilità. Per la terza posizione sul vedere intanto Heidi Messi che davanti a tutti e la quarta Carolina Magnani della Coradina ed è quindi altro giorno Zanne, poi vediamo Olmi e poi qualcosa è successo, il voluto attaccare in questo secondo giro Denari è rimasta al gancio, fu staccata un po' fino a pace. E allora andiamo a seguire la sfida davanti tra le due battistrada e la Torre in più di un'occasione ha cercato di scollarsi di dosso Alessandra Nata, la quale però è riuscita sempre a reagire e ora sono insieme per saper iniziare per la seconda quando mancano circa 200 metri alla conclusione del secondo dei 3 giri da percorrere. Ed ecco lì, l'arte attenta sul falso piano, riuscirà ancora a attaccare Alessandra Nata, ha fatto fino a destra e di nuovo riuscirà che va avanti, Alessandra Nata prende 10 metri e poi sul piano cercherà di filtrare la testa di Vipiteni. E siamo quasi in ordine ed è sempre la Brescia Tortoli a condurre come aveva previsto il grado piano 7, si è tirata sotto Alessandra Nata, la Sacconi del setting di Milano, entrambe alla del 1993, la categoria è junior, la Brescia 1950, sono 1-2 ormai Dai, alla conclusione, gara ancora un giro in più
diciamo Linda Palumbo sull'ultima salita. Per la seconda posizione Alice Zenari, anche Alice Zenari definitiva. Bene, andiamo a seguire allora le ultime fasi di gara. Là davanti sono ancora in due, sono insieme, sono Elena Torcoli e Alessandra Lark che si stanno sfidando, e ancora la rettilineo di Villa Lagarina per determinare la vincitrice della gara juniores. Sempre Torcoli, pochi metri di vantaggio su Alessandra Lark, che cerca in questo momento di reagire. Sembrano tutte e due molto stanche, molto provate, ma è sempre Torcoli, è lei, Elena Torcoli, che sempre in ghiaccio di casa. La gara! Ancora un giro per le junior, per le prime due, ancora 1100 metri sulla campanella. C'è Linda Palumbo, atletica Clarina, eccola qua, che va al traguardo, applausi per lei. E applausi anche per la seconda classificata, che dovremo vedere, sarà battaglia fino alla fine, oppure Alice Zenari ha mantenuto, eccola lì, Alice Zenari ha mantenuto qualche metro di vantaggio sulla Magliani, ed eccola qua, applauso per l'atleta della Rotagnana Alice Zenari, eccola qua, applausi per lei, grazie. E poi per la terza, Piazza Karim Magliani, che è riuscita a tenere la terza posizione dopo lo sforzo iniziale, che ha recuperato, la vediamo arrivare in buona condizione. E per la quarta classificata dovrebbe essere all'arrivo in questo momento col numero 176 Stephanie Hauer dell'Amateur Sport Club. E allora attenzione, sarà tutto per la categoria juniores, in particolare per le due grandi protagoniste di giornata, Elena Torcoli e Alessandra Lark, che continuano in questa sfida appassionante. Sono sempre loro due insieme al comando della gara, quando ormai siamo a poco più di mezzo giro. Da sempre la Torcoli a condurre, e dunque dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, essere lei la favorita della gara, perché in ogni giro abbiamo visto che nel tratto pianeggiante e soprattutto nel tratto in discesa che porta le atlete all'arrivo è sempre riuscita ad avere la meglio sulla sua avversaria. Ormai lunga discesa che le porterà qui all'arrivo. Ed ecco Elena Torcoli, qualche metro già prima della discesa, Torcoli, Lark la vediamo più sulle sue in discesa, ed ecco qua, Torcoli sembra proprio in discesa. Campionati italiani di cross, applausi, applausi, Elena Torcoli, atletica Brescia 1950, Alessandra Lark da Vipiteno, Sud Tirol, seconda piazza meravigliosa per l'atleta di Ruggero Grassi. E adesso per la terza dovremo aspettare ancora qualche istante, perché le prime due se ne sono veramente date di salvaguardia. E anche il nostro applauso, eccola qua, al traguardo, Heidi Mester. E poi questi sono arrivi per la categoria junior, con il numero 108 Federica Zanne, atletica Brescia come la vincitrice. E poi questo invece è l'arrivo di ancora atlete della categoria allieve. E per le junior, eccole qua, ancora atlete all'arrivo, ed è Mair Vera della Sterzing Volksbank come Alessandra Lark al traguardo. Bene, allora abbiamo visto anche l'epilogo della gara junior donne dopo quello della gara allieve. Noi abbiamo ancora da effettuare una premiazione del settore giovanile, quella riservata alla categoria dei cadetti, della gara cadetti. Sene Tayum Masè, Gabriele Coser e Alain Cavagna. Questi tre sono già qui, verranno premiati direttamente dalle mani del presidente del CONI, della provincia del CONI, con questi importantissimi appuntamenti sportivi. Allora, il podio, terzo classificato nella gara dei cadetti, in conclusione della gara senior maschile alle ore 15.